Medici di base dipendenti delle ULSS. Da tempo Rete Veneta ha lanciato questa proposta che, come ricorderete, è stata accolta in maniera entusiastica dalle persone cui ci siamo rivolti, piaciuta talmente tanto che dalla gente comune è schizzata ai piani alti. La Regione infatti ha accolto l'idea e l'ha fatta sua, presentandola nella bozza del piano sociosanitario veneto e riscontrando l'appoggio anche dei sindaci della conferenza dell'ULSS pedemontana. Il parere è stato concorde nel voler sperimentare questa opzione, cioè di medici di base, di famiglia, dipendenti delle aziende sanitarie come lo sono i medici che lavorano in chirurgia piuttosto che in cardiologia e che si organizzano in medicina di gruppo integrata. Saranno poi i cittadini a dire quale sarà il modello vincente. Quando i cittadini scelgono il medico di base, qualora ci fosse la possibilità di scegliere tra il medico in convenzione o il medico dipendente dall'USL, con questa scelta direttamente esprime in qualche maniera una preferenza, da un'indicazione, e potrebbe capitare che, soprattutto in certi territori, il modello medico dipendente dell'azienda sanitaria possa essere quello vincente. Sul piatto anche le schede ospedaliere, garantito che non saranno toccate, anzi ci potrebbe essere un'intensificazione di personale medico. Un aumento di due reparti, la medicina generale e la geriatria, che vanno molto in sofferenza nei mesi invernali, quando anche delle patologie magari abbastanza semplici come un'influenza, per una popolazione che sta invecchiando sempre di più diventa, come dire, necessario un ricovero. Di fronte a queste intenzioni noi saremo molto vigili. Già da settembre, appena passate le ferie estive, intendo convocare un po' gli stati generali qui per quel che riguarda il Bassanese, con le categorie economiche, i sindacati, le associazioni che si occupano di salute e di sanità, per come dire, prepararci ad analizzare molto bene, quando ci verranno proposte, le prossime schede ospedaliere. E intanto, nell'ottica dell'autonomia del piano sociosanitario, si stanno già valutando alcuni progetti, dall'abolizione dei 10 euro del ticket alla riduzione delle spese di accesso al pronto soccorso dei codici bianchi.